Buongiorno in diretta dallo studio di Focus TG, tanta cronaca anche durante questa edizione. Partiamo dalla morte di un uomo che aveva difeso il figlio 14enne all'uscita della discoteca Aria City di Mestre, era rimasto coinvolto in una rissa, ha preso un pugno e 2 giorni dopo questa rissa è deceduto. Ci racconta tutto in diretta da Mestre Filippo Fois. A te Filippo. Sì, un istante, direttore, perché abbiamo trovato una persona che ci voleva dare delle informazioni ma non vuole essere ripreso. Mi può aspettare per un istante? Mi aspetti, grazie. Scusi, nel bello della diretta, in effetti siamo in diretta, alle mie spalle c'è l'Aria City ed è qui in questo parcheggio che si è consumata la tragica vicenda che ha portato alla morte di Vladimir Radu, un uomo della Moldavia che aveva 39 anni. Cos'è successo? La discoteca era chiusa nel momento in cui si è consumata la tragedia. Radu era arrivato qui con il figlio 14enne e mentre si trovavano in questo parcheggio è partita una discussione piuttosto animata con un 24enne, anche lui moldavo, che è poi degenerata in quella che è apparsa un'aggressione fisica. Qui naturalmente ci sono delle indagini in corso. Il giovane di 24 anni che è stato fermato sostiene che l'uomo che poi è deceduto gli avesse messo le mani al collo. Fatto sta che lui ha risposto con uno spintone e con un pugno che poi si è rivelato fatale. Vladimir Radu è spirato 2 giorni dopo 2 giorni di agonia all'ospedale dell'Angelo di Mestre, che si trova tra l'altro a pochi metri da qui. È una morte incredibile, una morte assurda che si è consumata davvero per motivi veramente futili. Come detto, il responsabile, che ha ammesso di aver sferrato il pugno, è stato fermato appena 2 giorni fa. Ci sono varie cose da dire. Dopo aver sferrato il pugno a Vladimir Radu, il giovane si è fermato, ha tentato di rianimarlo, gli avrebbe anche praticato la respirazione bocca a bocca, dopodiché si è allontanato e se ne sono perse le tracce. Dovrebbe essersi recato in Slovenia, da quello che ha ricostruito la polizia, e da cui è tornato all'inizio di questo mese. Quindi è stato fermato, interrogato, ha ammesso naturalmente ciò che era accaduto e adesso si trova a Spinea, nel suo appartamento di Spinea, dove ha l'obbligo di dimora con divieto di uscita dalle 20 di sera naturalmente fino alle 7 di mattina. L'accusa è omicidio preterintenzionale, è proprio il classico atto in cui chi offende non vorrebbe naturalmente provocare il decesso della persona che colpisce, ma mette in atto però una condotta che alla fine lo provoca, e le indagini sono aperte. Per ora poi rimane il lutto da parte di questa famiglia di Noale, che ha perso il padre, il capofamiglia, in delle circostanze così drammatiche e così incredibili, mi viene da dire, direttore. Molte, se poi avrai delle testimonianze ovviamente richiedici la linea. Grazie a Filippo Fois, a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Intanto è morto dopo ore di agonia il ragazzo che era rimasto coinvolto in un grave incidente a Mirano nella mattinata di ieri. Si tratta di Gianmarco Valerio, appena 18 anni, il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Gianmarco Valerio stava percorrendo via Cavin di Sala in direzione di Mirano a bordo della sua Ducati Monster, si stava recando al lavoro quando si è scontrato con una utilitaria. Il giovane è volato per 20 metri sull'asfalto con la moto e ha finito la sua corsa, prima contro un muretto e poi in un fossato. Sono scattati immediatamente i soccorsi sul posto in via Cavin di Sala a fare i rilievi del caso. Sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. C'è stata una tragedia sulla Triestina in località Vado di Fossalta di Portogruaro ed è morto ieri sera a qualche ora dallo schianto Dario Marcuz, 73enne di Azzano Decimo. L'uomo stava rientrando dalla casa al mare di Bibione a bordo del suo scooter quando verso le 15 si è schiantato contro un'auto, una Peugeot 208 condotta da un 54enne del posto. Immediati soccorsi con il friulano portato all'ospedale di Mestre con l'elicottero del SUEM. La vittima abitava ad Azzano in via Boscat nella frazione di Corva
Marcuz, sposato, era un operaio in pensione. Gli amici parlano di una persona tranquilla e molto prudente. Non sono gravi invece le lesioni dell'altro ferito, e continua purtroppo questa strage sulle nostre strade. È stato trasferito nella notte a Padova il 17enne caduto dalla finestra dell'appartamento di Corfù, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. È stato trasferito nelle scorse ore da Corfù all'ospedale di Padova il 17enne caduto dal balcone di un appartamento nell'isola greca, dove si trovava in vacanza con gli amici da una settimana. Un volo di almeno 7 metri. I genitori, che si trovavano nell'isola da giovedì, giorno dell'incidente, sono riusciti a organizzare un volo sanitario privato per riportare il ragazzo a Padova. Il volo è atterrato a Milano, poi il trasferimento in ambulanza, sempre privata, fino alla terapia intensiva padovana, dove purtroppo è ricoverato, sempre in condizioni molto gravi. Nel frattempo le autorità greche stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, che al momento resta incerta. Sembra che a dare l'allarme siano stati gli amici, ma non è chiaro se il 17enne fosse da solo sul balcone. Le indagini sono avvolte nel massimo riservo. Quel che è certo è che il 17enne ha riportato un trauma grave e che le prossime ore saranno cruciali per l'andamento del suo quadro clinico. Servizio di Federico Fusetti. Intanto ancora incidenti, ce n'è stato uno tra un'auto e una moto a Limena, il motociclista 22enne gravissimo, lo scontro è avvenuto con una Opel condotta da un uomo di 62 anni, mentre la moto è una Yamaha, il tutto sotto gli occhi di numerosi testimoni. Sul posto i soccorsi immediati, le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Rilievi dell'incidente affidati alla polizia stradale di Piove di Sacco. E un vasto incendio nell'Alta Padovana, a fuoco un deposito di legna. Sentiamo. Incendio all'esterno di un deposito aziendale a Santa Giustina in Colle, Alta Padovana. I vigili del fuoco sono intervenuti nel cuore della notte. In fiamme materiale legnoso che si trovava all'esterno di un'azienda che commercia combustibile e legna. Le squadre, arrivate da Padova, Cittadella e dal distaccamento volontario dei pompieri di Borgorico, hanno spento le fiamme con l'ausilio della schiuma antincendio. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Un altro episodio davvero inquietante, minacciava un gruppo di giovani con ascia e coltello senza motivo. Un uomo di Cittadella è stato denunciato dai carabinieri. Armato di ascia e di coltello, minacciava un gruppo di giovani e così è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 41enne del cittadellese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati lungo l'argine del fiume Brenta, quando un gruppo di giovani nordafricani, che avevano deciso di trascorrere qualche ora al riparo dalle alte temperature, veniva avvicinato da un uomo che viaggiava a bordo di una bicicletta, il quale, senza un apparente motivo, brandendo un'ascia e un coltello, li minacciava. Immediata è stata la richiesta di aiuto e così i carabinieri hanno fermato e identificato l'uomo, trovato in possesso di un'ascia con manico di legno della lunghezza di 54 cm e di 14 cm di lama e di un coltello di 31 cm e 19 cm di lama, oggetti sequestrati, mentre l'uomo non è stato in grado di giustificare il motivo dell'aggressione né tantomeno il possesso del materiale e così ora dovrà rispondere ai giudici. Un imprenditore padovano agli arresti domiciliari, altre 10 persone che fungevano da prestanome sono indagate nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Treviso su un'associazione per delinquere che si prefiggeva di acquisire numerose società, svuotarne il patrimonio e condurle al fallimento. I beni distratti dalle società fallite servivano sia per acquistare altre aziende, proseguendo così questo schema, sia per l'arricchimento personale degli indagati. Dalle indagini è poi emerso che il principale indagato, che si definiva business angel, angelo degli affari, di aziende in difficoltà, ha anche diretto
sotto in maniera occulta 2 società trevigiane della sua rete, riuscendo ad ottenere illecitamente circa 1,7 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati da Simest SpA per il sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle imprese. Quindi il business angel in realtà era un satanasso, e questo conferma la presenza di truffatori, imbroglioni, finti geni della finanza che poi vogliono spillare denari ai soliti polli, o in questo caso alle imprese. Intanto la Guardia di Finanza, sempre le Fiamme Gialle, hanno sequestrato 2 immobili a Treviso e Jesolo per un valore di 300.000 euro. È il nuovo capitolo dell'inchiesta per truffa che vede protagonista un noto avvocato del Foro di Treviso. Dovrà difendersi anche dall'accusa di evasione fiscale, oltre a quelle di truffa e autoriciclaggio già scoperte dalla Guardia di Finanza di Treviso. Il noto avvocato trevigiano è al centro di una storia legata all'assegnazione di finanziamenti a diverse aziende del territorio. Avrebbe promesso a una vasta platea di soggetti, oltre 100 persone fisiche e giuridiche, il conseguimento di finanziamenti pubblici a fondo perduto a valere su fondi europei, e a fronte di questa sua consulenza avrebbe intascato provvigioni variabili tra i 20 e i 40.000 euro. Finanziamenti che non sono mai arrivati alle aziende, che alla fine hanno denunciato i fatti facendo partire le indagini della procura. Nel frattempo le provvigioni erano sparite, o meglio, come hanno scoperto i finanzieri, sono state utilizzate per investimenti a Treviso e Jesolo, dove sono stati sequestrati 2 immobili dal valore complessivo di oltre 350.000 euro. Non solo, le Fiamme Gialle trevigiane hanno calcolato, tra proventi illeciti riscossi e rendite immobiliari relative, un'evasione fiscale di 900.000 euro in 2 anni, dal 2020 al 2021. Ma il noto avvocato non operava in solitaria, tant'è che sono sotto inchiesta altri volti noti della finanza trevigiana. Altri 2 consulenti finanziari nell'ambito della precedente indagine. Per quanto riguarda invece il destinatario dell'odierno decreto di sequestro, questo è indirizzato unicamente al professionista, perché lui si è reso responsabile del reato di omessa dichiarazione. Oggi in regia Renato Cappoia e Edoardo Paris. Andiamo avanti sempre con la cronaca. Un imprenditore bellunese attivo nel settore delle energie rinnovabili sotto inchiesta per malversazione di erogazioni pubbliche, quanto emerge da complesse indagini della Guardia di Finanza di Belluno coordinate dalla Procura. Un impianto di pirogassificazione per produrre energia da scarti agricoli e forestali. Doveva essere un progetto innovativo e per questo la società che lo aveva presentato per il finanziamento era risultata beneficiaria di 1 milione di euro. Peccato che quel pirogassificatore da realizzare in Destra Piave non abbia mai visto la luce e di quel finanziamento una parte consistente, 250.000 euro, sia stata utilizzata per spese personali del tutto scollegate dal progetto. È questa l'accusa che la Procura della Repubblica di Belluno ha mosso a un imprenditore bellunese al termine di una complessa indagine coordinata e affidata alla Guardia di Finanza. All'uomo, indagato per malversazione ai danni dello Stato, è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Il finanziamento erogato da Banca Progetto e garantito da Mediocredito Centrale nell'ambito dei fondi post-Covid era stato concesso per sostenere l'innovazione nel settore delle energie rinnovabili. Ma secondo le Fiamme Gialle le somme sarebbero state in parte distratte, giustificate da documenti ritenuti falsi o gonfiati. L'impianto, mai completato, non è entrato in funzione e con esso è sfumata anche l'opportunità per il territorio di beneficiare di un sistema di produzione energetica sostenibile. L'indagine, durata 2 anni, è ancora in corso. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo dal Gazzettino una notizia che è uno strascico della inchiesta, lo scandalo clamoroso a Milano sull'urbanistica milanese con richiesta di arresti per architetti, anche un assessore, Manfredi Cattella, che è uno degli immobiliaristi coinvolti nelle vicende milanesi, potrebbe rischiare l'arresto per questa inchiesta shock. È il proprietario del celebre Hotel de Ben al Lido che trema
perché ovviamente questa potrebbe essere un'inchiesta che potrebbe pregiudicare i lavori in corso, la ristrutturazione di questo famoso albergo dove Thomas Mann ambientò il famoso romanzo Morte a Venezia. È stato tra l'altro in questa inchiesta di Milano indagato anche il sindaco Beppe Sala. 7 denunce e sequestri di vari tipi di stupefacenti sono il bilancio della lotta allo spaccio condotta negli ultimi giorni dal centro storico di Venezia alla Movida Iesolana. Poi vedremo anche più tardi, andremo in diretta da Daniela Sizia per un'operazione contro il narcotraffico tra Veneto e l'Emilia Romagna. Intanto vediamo Jesolo. Denunce e sequestri di droga stanno caratterizzando l'attività delle forze dell'ordine impegnate nell'estate iesolana. La mattina del 12 luglio i carabinieri hanno denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti 3 giovani italiani e una ragazza straniera, tutti tra i 20 e i 18 anni. Nel vano batteria del bagagliaio dell'auto avevano nascosto 2 panetti di hashish da circa 100 grammi l'uno. La notte seguente, durante un controllo nei pressi di una discoteca, la Polizia di Stato ha denunciato 2 giovani trovati in possesso di MDMA, 18 involucri di cocaina e 20 provette con diverse tipologie di oppiacei. Per loro è scattato anche un foglio di via obbligatorio di 3 anni. A Venezia, invece, nella serata di lunedì, durante un'operazione mirata in abiti civili del nucleo operativo della polizia locale a Cannaregio, è stato fermato uno straniero con un involucro contenente verosimilmente cocaina e nello zaino una modica quantità di hashish. Durante la perquisizione personale avvenuta al comando generale sono stati trovati anche 11 involucri di cocaina nei boxer, un'ulteriore dose nel portafogli e un coltello a serramanico monofilare con lama da 7 centimetri. L'uomo, privo di precedenti, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. Il servizio di Filippo Fois è un gravissimo fatto, ne abbiamo parlato ieri nella stazione di Rovigo. Una donna è stata picchiata selvaggiamente da 2 stranieri, trascinata in un edificio abbandonato e violentata. L'episodio sconvolge il capoluogo polesano. Questi 2 stranieri sarebbero responsabili della brutale aggressione. Si tratta di un cittadino marocchino che è stato arrestato mentre un altro, il complice, è in fuga. La donna è stata ricoverata con prognosi di 40 giorni. Fondamentali le immagini di videosorveglianza della stazione e il lavoro della Polizia di Stato. Mi auguro che le indagini portino presto alla cattura anche del secondo violentatore e che paghi per l'orrendo reato che ha commesso. Ha commentato così il presidente del Veneto Luca Zaia, mentre la sindaca Valeria Cittadina ha parlato di episodio scioccante e ha chiesto un confronto urgente con il prefetto che si svolgerà già venerdì mattina. E vediamo, è andata alla stazione di Rovigo, dove è avvenuto questo fatto gravissimo. L'assessore al lavoro e all'istruzione della regione del Veneto, Valeria Mantovan. Sentiamo un video che ha postato. Mi trovo alla stazione ferroviaria di Rovigo, cosa che faccio molto spesso, ritorno da una missione di lavoro, e sapere che una donna ieri nella nostra tranquilla cittadina è stata massacrata di botte e violentata da 2 stranieri mi fa rabbrividire. Ecco perché ritengo che il decreto sicurezza voluto dal governo Meloni sia una misura necessaria, una misura che tra le varie ipotesi di reato introduce anche l'aggravante per i fatti che vengono commessi all'interno delle stazioni o nelle vicinanze di questa, ma anche in altre zone a rischio come metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale. La misura è colma. Anche oggi un turista americano è stato accoltellato per cercare di portargli via la collanina da 3 stranieri. Io dico che oggi, nonostante la Cassazione abbia detto che il decreto sicurezza difetta dei requisiti di necessità ed urgenza, io credo che sia invece necessario intervenire tempestivamente, perché altrimenti cittadine tranquille come queste rischiano di vedersi ulteriormente compromesse. Andiamo in diretta adesso dal nostro inviato Omar Costantini della redazione di Udine, perché c'è stato un incendio in un'azienda di Cormons alla Ilcam. Sentiamo i particolari. Omar, a te la linea. Sì, grazie direttore. Prendiamo la linea come giustamente hai detto qui all'esterno
dello stabilimento Ilcam di Cormons, siamo per la precisione nella zona industriale dove alle 8 di questa mattina è venuto un incendio di un macchinario che ha interessato un'ala di questo stabilimento. Alcuni operai che vi stavano operando nei pressi sono stati, tra parentesi, colpiti dal fumo che si è verificato, si è sprigionato da questo macchinario in fase di incendio. Gli operai sono stati presi subito in consegna dal personale sanitario che celermente è stato allertato dagli altri dipendenti e trasferiti negli ospedali di Gorizia, 2 persone da quanto sappiamo in quel di Trieste per semplici accertamenti sanitari. Per fortuna non risultano in pericolo di vita. Queste almeno sono le notizie che ci sono giunte celermente in redazione. Sul posto chiaramente i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia insieme agli altri colleghi dei distaccamenti limitrofi per iniziare subito le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Al momento una porzione dello stabilimento, cioè l'area interessata alla lavorazione, chiaramente è ferma per permettere di ultimare gli ultimi interventi e poi probabilmente già dal pomeriggio al massimo per domani riprenderà al 100%. Quello che conta, ripetiamo, che gli operai coinvolti non risultano in gravi condizioni. Un macchinario a fuoco è tutto per quanto riguarda per il momento da Cormons. Ripasso la linea al direttore Baccialli. Grazie Omar Costantini da Cormons, grazie molto Omar. E andiamo alla tragedia di Cesana Beach, la spiaggia che sorge nell'area demaniale sotto la diga di Busche, siamo nel Bellunese. Ha perso la vita, come sapete, Gaia De Gol, 15 anni, di Lientiai di Borgo Valbelluna, schiacciata da un masso della scogliera del vecchio ponte di Cesana. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Tiziana Bolognani. Probabilmente si stava arrampicando su dei sassi, ci sono dei massi abbastanza grossi qua sotto di protezione di una colonna e lì probabilmente è scivolata. Una fatalità inspiegabile quanto inaccettabile. Un pomeriggio d'estate a Cesana Beach, luogo rinomato in provincia perché meta di giovani e famiglie desiderosi di trovare riposo, ristoro e svago. C'erano molte persone perché adesso d'estate è sempre come se fosse una spiaggia, diciamo, quindi è sempre pieno di ragazzi, di gente che viene a prendere il sole, che viene a nuotare, poi c'è anche un piccolo bar, quindi c'era anche tutta questa gente che era lì al chiosco, insomma, perché è un'area molto frequentata. D'un tratto il vociare viene zittito dall'eco di un rumore sordo seguito da grida di aiuto. Per realizzare quanto accaduto basta sporgersi oltre la boscaglia. Sotto il pilone del vecchio ponte di Cesana, fra i massi che lo rinforzano, c'è il corpo ormai privo di vita di Gaia De Gol, 15 anni, residente a Colderù di Lientiai, comune di Borgo Valbelluna. Vicino a lei l'amica e coetanea, ferita perché coinvolta dallo scivolamento di un masso. Incolume la sorella. I soccorsi sono fulminei. Il personale del 118 arriva con ambulanze e con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco che con l'ausilio di cuscini di sollevamento tentano di sottrarre la giovane Gaia dalla trappola mortale. Tutto inutile. Al medico del 118 non resta che constatare il decesso della ragazzina. La mamma corre disperata, ma sopraffatta dalla scena straziante viene colta da malore e trasferita all'ospedale di Feltre. All'ospedale di Belluno invece viene trasportata l'amica di Gaia. A lei la sorte ha riservato un destino diverso. Forse perderà 2 dita di una mano, ma è viva. Dolore immenso, perdite una vita, ci sono molte altre parole da aggiungere, solo questo. Il vice sindaco di Borgo Valbelluna a stento trattiene la commozione. L'assessore regionale Giampaolo Bottacin, interpellato sui pericoli che si celano sulle sponde del Piave, spiega. Oggi può essere che una parte del fondale sia in un modo, domani in un altro, una parte delle arginature sia toccata dall'acqua, domani no, insomma sono ambienti abbastanza pericolosi. È necessario conoscere il pericolo per cercare di non esporsi al pericolo, questo credo sia la base di tutto. Occupandomi di sicurezza anche per motivi professionali, credo che questo sia l'aspetto più importante. Gaia De Gol frequentava l'agrario di Feltre, la ginnastica artistica la sua passione. Una famiglia, la sua, segnata dal lutto per la morte del padre pochi anni fa in seguito a malattia. Una tragedia nella tragedia. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo e al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. Le indagini proseguono sulla base degli accertamenti svolti
svolti dai carabinieri. Disposta anche l'autopsia sulla salma della quindicenne per accertare le cause della morte. Luglio 2025, agosto 2020, pochi chilometri in linea d'aria più a nord, 5 anni fa. Un evento simile per la sua dinamica strappò alla vita Alessio Bortoluzzi, anch'egli di 15 anni, schiacciato fra due massi lungo la scogliera del Piave, poco sotto la cartiera di Santa Giustina. Entrerà in vigore sabato l'ordinanza firmata dal sindaco di Campo San Martino per evitare che ci possano essere altre tragedie in questo corso d'acqua, troppi morti, troppi pericoli, quindi multe fino a 500 euro per chi farà il bagno nel Brenta. In 20 anni hanno perso la vita 10 persone, tutte nello stesso punto, e 2 insieme nel 2024, numeri impressionanti che si riferiscono alla spiaggia ribattezzata della morte lungo il Brenta a Campo San Martino. Il divieto di fare il bagno esiste lungo tutto il fiume, ma qui in particolare il pericolo è altissimo e così il sindaco rompe gli indugi e firma un'ordinanza che entra in vigore nel fine settimana, controlli delle forze dell'ordine e multe fino a 500 euro. E qui in quest'area sono morte ben 10 persone nel giro di 20 anni, c'è una cifra allucinante che ci impone, grazie anche a un tavolo tecnico, come serva un'ordinanza sindacale, quindi del sindaco. Questa ordinanza prevede che dal ponte a adesso 200-300 metri a valle sarà il divieto di balneazione con sanzioni che arrivano fino a 500 euro. Sul tavolo, dopo 2 riunioni tecniche con Regione, Genio Civile e Forze dell'Ordine, la sicurezza delle persone, evitare le tragedie. I tecnici hanno fatto un sopralluogo direttamente sul posto, la comunicazione c'è, cartelli in molte lingue anche, i divieti sono ben visibili, eppure non basta. Siamo motivati per trovare delle soluzioni, il tema è complesso perché è un tema che interfaccia la giurisprudenza, le leggi, l'ordinamento, però dobbiamo trovare delle soluzioni e il buon senso talvolta non basta. Abbiamo cartelli in molte lingue, alcune anche sconosciute per quanto mi riguarda, con caratteri, ideogrammi cinesi, arabi, quindi le indicazioni del divieto e della pericolosità ci sono, però dobbiamo andare oltre, far comprendere che alcune zone specifiche sono pericolose e quindi sono decisamente da non balneare, da non nuotarci. Il 14 luglio del 2024, lo ricordiamo, persero la vita un 23enne di origini cingalesi, in Italia da pochi giorni, che era entrato in acqua ed era stato subito in difficoltà, e un romeno di 30 anni che non aveva esitato a tuffarsi per cercare di salvare l'altro giovane. Pur in forze, campione di braccio di ferro, anche lui era stato risucchiato dalle correnti ed erano morti entrambi. L'ordinanza scatterà nelle prossime ore e sarà in vigore per tutta l'estate fino al 30 settembre. E per evitare i pericoli del Piave probabilmente ci sarà una campagna shock decisa dai sindaci del territorio proprio per evitare altre tragedie, con una cartellonistica molto, molto efficace, tra l'altro con una cartellonistica informativa a più lingue, come si sta già facendo lungo il Po. Potrebbero essere così i nuovi cartelli sul Piave, simili a quelli già predisposti sul Po. A proporli al prefetto il sindaco di San Biagio nel secondo vertice organizzato dalla prefettura in provincia. Una decisione definitiva sarà presa però a breve, come una rinnovata campagna di sensibilizzazione dei cittadini sui pericoli del fiume. Avvieremo una campagna di informazione veicolando uno strumento già attivo e predisposto dall'autorità di bacino, che è Io, Tu, Noi, il Piave, cercando di fare emergere quali sono i pericoli principali che sussistono nel momento in cui si va a fare il bagno sul Piave, che tra l'altro dovrebbe essere già proibito per altri tipi di questioni. In effetti il divieto di balneazione risale alla fine degli anni 70, ma è legato all'inquinamento delle acque, considerando che a quel tempo, solo per fare un esempio, ben pochi comuni avevano depuratori. Quindi bisognerebbe anche aggiornare la legge regionale che, va ricordato, rimanda ai sindaci ogni attività di prevenzione, controllo e sanzione, con relative ordinanze comunali. Questo è un aspetto
aspetto che va ancora approfondito ulteriormente, non solo quello sanzionatorio, ma proprio l'atto che sta a monte e che prevede la sanzione. E se da una parte si continua a ribadire che sul Piave non si fa il bagno, dall'altra c'è chi, come il sindaco di Breda, continua a puntare invece a creare isole sicure dove derogare sul divieto. Ne abbiamo parlato questa mattina e ne riparleremo ancora. Io ho detto non è un qualcosa che riusciremo a realizzare dall'oggi al domani e siamo d'accordo di rincontrarci con le autorità competenti. Il Veneto funestato dicevamo prima, da tanti incidenti stradali, da vicende davvero sconvolgenti, come quella di un ragazzo che è scappato all'alta dei carabinieri, aveva l'auto imbottita di hashish, si è schiantato contro un albero ed è morto, e dramma nel dramma, poche ore dopo si è suicidato il suo patrigno. Le immagini terribili dell'auto tranciata in due, il groviglio di lamiere, la giovane vita di Kevin, 22 anni, spezzata in quel tratto di strada a Motta di Livenza. A poche ore da quel dramma che ha distrutto una famiglia si è consumata un'altra tragedia. Il patrigno del giovane si è tolto la vita in casa. Nessun biglietto ha lasciato la famiglia. A trovare l'uomo, 43enne di origine bosniaca, la compagna, mamma di Kevin. Le ragioni del gesto, si suppone, siano legate alla morte del 22enne. A Oderzo, dove vive la famiglia, è calato un silenzio di dolore immenso. Kevin, che si era licenziato dal lavoro, da qualche tempo si era trasferito con un amico in un appartamento a Pordenone. Intanto sull'asfalto in via Corrado Gini a San Giovanni di Motta di Livenza i segni dello schianto contro il platano. Il ragazzo era al volante della sua Alfa Romeo Brera quando, alla vista dei carabinieri, ha premuto l'acceleratore dandosi alla fuga. Il 22enne guidava senza patente che gli era stata revocata a dicembre 2024 per guida in stato di ebbrezza e trasportava circa 900 grammi di hashish e 4 sacchetti di marijuana ed un bilancino di precisione. A seguito dell'incidente sono stati poi rinvenuti alcuni panetti di hashish e un quantitativo di marijuana all'interno del bagagliaio e sparsi sulla strada. Poi la successiva perquisizione nel luogo dove il ragazzo risiedeva insieme a un altro suo coinquilino abbiamo trovato dell'altro stupefacente. Indagini da parte dei carabinieri per accertare la provenienza dello stupefacente. Stiamo facendo degli accertamenti, comunque insomma il ragazzo aveva delle segnalazioni, però nessuna condanna e erano segnalazioni amministrative, non penali. Nei pressi dell'incidente sono stati anche recuperati dai militari dell'Arma alcuni cellulari appartenenti al ragazzo. Forse fra i messaggi si potrà chiarire dove stava andando e perché aveva in macchina Kevin quella droga. Rimane la tragedia di 2 vite spezzate, di una famiglia distrutta, di una mamma e compagna che ha perso in un istante gran parte della sua vita. Il servizio di Daniela Sizia ovviamente c'è con le comunità che conoscevano questo ragazzo e il patrigno sono sotto shock. Sentiamo il servizio di Federico De Ros. In via Ariete, a Pordenone, regna il silenzio. Tutti sono ancora sotto shock per la tragica notizia dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Kevin Anghele, 23 anni, avvenuto nella mattina di martedì 15 luglio, poco prima delle 8, lungo via Corrado Gini a San Giovanni di Motta di Livenza. Kevin viveva da 4 anni in una palazzina tranquilla, a pochi passi da via Montereale, insieme a un coinquilino. I vicini, ancora scossi dalla notizia, preferiscono non parlare davanti alle telecamere. Ci raccontano però che lo vedevano poco, rientrava la sera solo per dormire. A sconvolgere ulteriormente la zona è stata anche la perquisizione effettuata proprio questa mattina nell'appartamento condiviso dei 2 giovani. Le forze dell'ordine vi hanno trovato infatti un altro panetto di hashish, una scoperta inattesa per chi, pur non conoscendolo a fondo, aveva sempre considerato Kevin un bravo ragazzo. Una tragedia che ha lasciato un segno profondo nel quartiere, ora avvolta anche da numerosi interrogativi. Le indagini delle forze dell'ordine andranno avanti ancora per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda. E in via Corrado Gini a Motta di Livenza ovviamente c'è il coro dei residenti unanime, qui gli automobilisti sfrecciano a forte velocità. Una strada dritta, il piede sull'acceleratore, le auto che sfrecciano a forte velocità. E quello di Kevin non è stato il primo tragico incidente. È una strada dove si corre questa? Forte,
perché io abito qui sopra, qua vanno veramente forte, corrono veramente qua, è incredibile. Dovrebbero prendere dei provvedimenti per il discorso della velocità. Tanto, si vede che c'è un limite di 50-70, di notte di qua viene in tutto più di 100 all'ora. Se ti guarda quell'albero, c'è la foto, 3 ragazzi sono morti in quell'albero tempo fa, sì che qua si corre sempre. Sì, si corre anche molto. A volte non si riesce a distinguerne neanche la macchina, vedi solo il colore. In questa via c'è anche una pista ciclabile ed i cittadini ci spiegano che ogni giorno rischiano la vita perché le auto non accennano nemmeno a rallentare. Corrono, sembra un'autostrada, a parte che è molto frequentata anche. Sì, la strada è molto frequentata e così servirebbero più controlli, bravo. Più controlli, forse qualche dissuasore di velocità. Qualcosa bisogna fare, ci dicono i residenti, perché non si debbano mettere più fiori o altre foto su questi platani. La gente ha ancora negli occhi quelle immagini terribili, quell'auto spezzata in due, quel boato che ha fatto tremare i vetri delle finestre e quella vita troppo giovane sull'asfalto, l'ennesima vittima della strada. E ora l'inchiesta dovrà accertare a chi fossero destinati i pani di hashish che erano a bordo dell'auto della vittima. E sempre a proposito di droga andiamo in diretta a Treviso da Daniela Sizie, perché c'è stata una grande operazione antidroga tra Veneto ed Emilia Romagna. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo da poco terminata la conferenza stampa, un blitz che è partito questa mattina all'alba intorno alle 5, imponente le forze di polizia sul territorio soprattutto trevigiano, ma anche in varie province del Veneto e in Emilia Romagna. Operazione Focus 23 perché tutto è nato proprio nel 2023 con un'auto, una Ford Focus, che continuava a fare un via vai praticamente quotidiano a Ravenna. Da lì il monitoraggio è stata trovata, scoperta questa rete imponente criminale dedita al narcotraffico, soprattutto cocaina. Si tratta di 23 persone indagate, sono quasi tutti domenicani, tra i 20 e i 50 anni e varie le province coinvolte. Oggi sono state eseguite 3 misure cautelari perché c'era pericolo di fuga ed effettivamente 2 di queste persone non sono state trovate, sono già all'estero. Una invece è stata arrestata, è stata trovata droga, soprattutto cocaina, ma anche bilancini di precisione, tutto quello che riguarda il materiale per il confezionamento della droga e 32.000 euro in contanti. Tutto questo è stato sequestrato. Si tratta però di un bilancio provvisorio perché le perquisizioni sono ancora in corso. Fra l'altro proprio durante una perquisizione uno delle persone indagate è fuggito, ha tentato di fuggire, ma è stato subito ripreso dagli agenti di polizia e la perquisizione nella sua abitazione è stata compiuta. Sono tante le perquisizioni nel territorio trevigiano, ma anche soprattutto anche in Emilia Romagna e abbiamo parlato proprio con il dirigente della squadra mobile di Treviso, Luca Lovero. Sentite che cosa ha detto ai nostri microfoni. Sono in corso di esecuzione 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di altrettanti soggetti indagati per i reati in materia di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. Nel corso di queste perquisizioni sono state rinvenute diverse dosi di cocaina destinate alla successiva vendita, denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre sono state arrestate 2 persone in flagranza di reato. Tutto parte dal 2023, anno di inizio delle indagini, quindi momento in cui la squadra mobile di Treviso inizia ad attenzionare questa Ford Focus che dà il nome all'operazione e si rende conto, iniziando da lì, dell'esistenza di un gruppo criminale dedito al narcotraffico, soprattutto nelle province di Treviso principalmente, ma anche di Ravenna, con poi diramazioni in altre province del Veneto e dell'Emilia Romagna. Gruppo criminale nei cui confronti oggi abbiamo eseguito le perquisizioni. E le armi? Armi non sono state trovate, ma sono emerse dei riscontri in tal senso durante l'attività di indagine. Ci tengo anche a dire che nel corso della giornata odierna è stata eseguita un'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto di origine dominicana. Altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere verranno eseguite in seguito perché le 2 persone non sono presenti sul territorio nazionale. Come gestivano questa attività?
La gestivano principalmente trasportando sostanza stupefacente del tipo cocaina su delle autovetture munite di doppio fondo fra le province interessate, vendendole poi a soggetti che a loro volta si occupavano dello spaccio al dettaglio. E c'era anche traffico con l'estero? Allora, fra i canali di approvvigionamento del gruppo che è stato sottoposto ad indagine è emerso anche un canale che porta in Spagna, paese dal quale i nostri indagati hanno cercato almeno in un'occasione di importare ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, però poi bloccata dalle autorità spagnole sul territorio estero. Quindi da dove arrivava la droga? Per quanto riguarda noi sappiamo sicuramente dalla Spagna e da altri canali di rifornimento nazionali, peraltro per quanto riguarda quello che avveniva prima di questi momenti non possiamo dire nulla. Le persone arrestate erano già conosciute? Le persone arrestate erano conosciute innanzitutto perché indagate all'interno di questo procedimento penale e oggi colte ulteriormente nella flagranza del reato. Gli indagati sono tutti collegati, sono tutti del Trevigiano, con addirittura un lavoro, quasi tutti operai ci dicevano, famiglia, quindi con ovviamente un doppio lavoro, quello criminale con la droga. Ci dicevano dalla polizia il bilancio è provvisorio, lo ricordiamo perché le perquisizioni sono ancora in atto, per cui dice poi probabilmente questa sera avremo dettagli maggiori. E droga che è stata trovata ovunque, addirittura occultata nelle bibite, occultata nel garage, nelle scatole, ovunque, insomma tutto quanto è stato sequestrato. Da Treviso davvero tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie alla mitica Nicoletta Rizzetto, è stata pensata la prima operatrice televisiva del settore delle televisioni private. I ladri non vanno mai in vacanza, sono sempre in azione in tutte le province, hanno colpito e continuano a colpire anche nel Bassanese. Andiamo a Tezze sul Brenta da Monica Smiderle. Ancora furti nel comune di Tezze sul Brenta, questa volta ad essere presa di mira è un'abitazione in via Bachelet nella frazione di Belvedere, ma nei giorni scorsi si sono verificati altri casi anche in quartiere Concordia, qui a Tezze capoluogo e poi a Granella. Con noi il sindaco di Tezze Luigi Pellanda, allora ancora il suo paese nel mirino dei ladri. Sì, anch'io ho avuto le notizie che lei appunto adesso riferiva, in via Bachelet a Belvedere, in quartiere Concordia a Tezze, in via Molino a Granella. Io ho preso contatti con il comando dei carabinieri di Rosà, i quali mi hanno assicurato la presenza e la sorveglianza, come peraltro hanno sempre fatto. A tal proposito vorrei dire che proprio il quartiere Concordia ha aderito alla nostra richiesta di attivazione del servizio di controllo di vicinato e ci sono state delle persone che hanno dato la loro adesione e per questo motivo abbiamo mandato un paio di mesi fa alla prefettura la richiesta di attivazione di questo controllo di vicinato. Anche nelle altre frazioni che non abbiamo ancora avuto adesioni da parte dei cittadini rivolgo un appello perché si facciano avanti, perché come lo stiamo istituendo qui in quartiere Concordia lo vorremmo fare anche nelle altre frazioni del nostro comune. Non è la prima volta, sindaco, che si registrano queste ondate di furti nel suo territorio. Perché? Che cosa succede? Perché è un territorio così fertile da questo punto di vista? Ma è un po' strano il periodo, perché di solito queste situazioni si verificano in prossimità delle feste, no, di Natale, del primo dell'anno, però anche durante il periodo delle ferie, quando ci sono le sagre paesane, no? Ecco, quindi dobbiamo prestare attenzione perché qui ad agosto dal 13 al 18 c'è la sagra a Tezze sul Brenta che porta diverse persone, diverso afflusso di gente, quindi dovremo tenere alta l'attenzione. Anche il comando di polizia locale ha attivato un progetto di implementazione del periodo anche serale e notturno proprio in occasione di queste feste che si svolgono ogni anno nel nostro territorio.
Senta, a proposito del servizio del progetto di controllo di vicinato, voi avete trovato l'adesione dei cittadini di quartiere Concordia, avete creato questo gruppo e adesso c'è il passaggio in prefettura per l'autorizzazione. Sì, certo, abbiamo avuto delle adesioni, sono state diverse le persone che si sono rese disponibili e adesso le formalità burocratiche. Quando potrebbe partire? Qua dipende dalla prefettura, cioè dipende da quando ci daranno l'autorizzazione. Ecco, vorrei anche aggiungere una cosa, che abbiamo partecipato giusto un paio di mesi fa ad un progetto, ad un bando per l'implementazione della videosorveglianza, a 120.000 euro è il progetto, il costo complessivo del progetto, e quindi siamo in attesa di capire se riusciamo ad ottenere anche qualche contributo per poter aumentare il controllo nel nostro territorio. Controlli naturalmente delle forze dell'ordine, abbiamo sentito anche maggiori servizi da parte della polizia locale anche nell'orario notturno, poi i controlli di vigilanza e un'implementazione del sistema di videosorveglianza del comune. Grazie molto a Monica Smiderle da Tezze sul Brenta. Adesso passiamo all'economia del Veneto, alle preoccupazioni dei viticoltori per i dazi annunciati dal presidente Donald Trump. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin e da Renzo Rigon per la parte tecnica. A te, Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati dalla splendida cornice, come si dice, e in questo caso è davvero azzeccato, con Trasso Arda, l'azienda di Mirko Gottardi che è qui con noi. È una bellissima giornata per parlare appunto di dazi. Il vino potrebbe essere proprio uno dei settori più colpiti, anche se l'agroalimentare rappresenta nel totale della bilancia commerciale tra Italia e Stati Uniti una fetta minoritaria, ma per questo territorio ovviamente è importante. Allora Gottardi, torniamo a qualche giorno fa, quando Trump in quel sabato pomeriggio ha spedito questa lettera alla Commissione europea annunciando questo 30%. Lei come l'ha presa? Siamo ancora in uno stato di stallo, fortunatamente o sfortunatamente le azioni politiche in questo momento sono ancora in trattativa, di conseguenza questa ultima affermazione di Trump delinea un percorso, ma confidiamo in queste operazioni. È logico che l'incidenza di questi dazi ha messo innanzitutto da qualche mese in stallo tutti gli importatori che abbiamo sugli Stati Uniti, di conseguenza direi che speriamo e confidiamo nella forza politica. La forza delle trattative che in questi giorni si faranno sempre più febbrili in attesa del 1° di agosto. Per quanto riguarda la sua azienda, cosa significa l'estero in termini percentuali? Ma noi come azienda esportiamo il 90% su oltre 35 mercati mondiali e il 25% è rappresentato dagli Stati Uniti. Non è una grossa fetta, però effettivamente non ci rappresenta diciamo il fatto di essere esclusi da un mercato così importante come gli Stati Uniti. Lei diceva le trattative in corso sulle quali si spera, ma qualcosa si sta già muovendo nei mercati, a parte questa fase di stallo, perché al Canada i dazi sono già stati applicati, ad esempio. Sì, abbiamo già visto nelle fiere internazionali che abbiamo fatto ad oggi che la comunicazione, soprattutto ad esempio del Canada, sono che il consumatore finale canadese sta boicottando il vino americano. L'America è il primo export di vino sul Canada e di conseguenza è una fetta di mercato che in questo momento si apre per tutti i produttori di vino, soprattutto quelli italiani. La bilancia commerciale nel 2024, dati di Confindustria, parla di 76 miliardi di dollari di esportazione dall'Italia verso gli Stati Uniti, in senso inverso 32 miliardi, quindi un meno 44% visto dagli Stati Uniti, ed è per questo, dice Trump, che servono i dazi per compensare questo divario. Voi restate in attesa appunto delle decisioni politiche, ma nel frattempo nelle fiere cosa si dice? Ma il Made in Italy è sempre richiesto, di conseguenza noi dobbiamo innanzitutto garantire
garantire la qualità e il nostro fare che è unico a livello mondiale. Di conseguenza confidiamo che questi dazi siano meno pressante possibile e dopodiché cercheremo di garantire questo aumento di prezzo una qualità. E allora, sulla qualità non abbiamo dubbi, visto anche il contesto, e per il resto stiamo in attesa di quel che decideranno le trattative. Grazie a Mirko Gottardi e Renzo Rigon, la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a te direttore. Grazie a Mirko Cavallina e Renzo Rigon. Fate l'alcol test prima di tornare indietro. Scherzo, perché i nostri colleghi non bevono quando sono in servizio. Adesso, a proposito di economia, parliamo del cardine dell'economia del Veneto, che è il turismo. Andiamo sul Nevegal, da dove arrivano buone notizie. Sentiamo Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. A te, Fabio. Grazie per la linea, siamo sul Ponte dell'Erte, appena inaugurato, sopra il Nevegal. E per far capire l'importanza dell'opera c'è il sindaco di Belluno, siamo nel territorio comunale di Belluno, Oscar De Pellegrin, ma c'è anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, l'assessore comunale alla protezione civile Lorenzo De Kunovic. Abbiamo detto che siamo sul Nevegal, l'assessore al Nevegal che è Franco Roccon, e visto che siamo in una località turistica, l'assessore al turismo Paolo Luciani, perché sono tante le componenti che sono interessate da questo ponte per la sicurezza, per il turismo, insomma un'opera importante. 280.000 euro, 80.000 euro messi al comune, 200.000 dalla regione, e prima dicevo sorridendo che per noi di una certa età dire 280.000 euro fa un effetto, ma se diciamo mezzo miliardo l'effetto è un pochino diverso. Tanti soldi per un'opera importante, Assessore? Sì, è un'opera importante, era necessaria, però fa parte di un disegno molto più ampio, perché qui appunto sono stati investiti dalla Regione 200.000 euro finanziando il Comune, ma in questi 10 anni il Comune ha ricevuto finanziamenti dalla Regione su vari tipi di interventi per 3 milioni e mezzo, a cui si aggiungono 12 milioni e mezzo di interventi realizzati dalle nostre strutture nel solo territorio del Comune di Belluno, tra Genio Civile e servizi forestali con gli operatori di Veneto Agricoltura. E questo a sua volta è un tassello all'interno del nostro grande piano di difesa del suolo regionale, che vale 4 miliardi di euro, di cui abbiamo già realizzato più della metà, 2 miliardi 200 milioni di euro, cosa che non è mai accaduta nella storia di alcuna regione in Italia. 12 milioni per il Comune, che detto appunto nelle nostre vecchierie sono 25 miliardi, una barca di soldi. Questo dimostra che è un territorio che ha bisogno di attenzioni e anche di investimenti. Credo che con questa opera abbiamo dato la possibilità di gestire al meglio tutto il patrimonio forestale che abbiamo, che è circa 1800 ettari, quelli che abbiamo mappato, ma ce ne sono molti di più, e quindi avere soprattutto anche la fruibilità delle strade per intervenire in questi boschi è fondamentale. Oltre alle persone, oltre alla progettualità, è quello un po' che Vaia ci ha insegnato, ad avere attenzione, avere rispetto e gestire bene il patrimonio boschivo. Sicuramente è una cosa da tenere sempre ben in evidenza. È stata un'opera importante, ora questo ponte ha una portata di 40 tonnellate. Ricordiamo che prima erano 9, per far capire la differenza di portata da prima a dopo. Prima erano 9, adesso 40 tonnellate, e quindi si presta a molto più fruibilità su tanti settori, non ultimo anche la malga, quindi per il trasporto del bestiame e quant'altro. Io credo che questa sia stata un'opera che abbiamo condiviso, che era necessaria fare, e quindi abbiamo lavorato in squadra come in tutti gli altri interventi, e credo e mi auguro che si possa proseguire veramente con questa linea. In una battuta, mai ci fosse una necessità, Assessore, un ponte di questa portata quanto diventa importante? Se ci fosse un'altra necessità o questa? No, se ci fosse una necessità, avere un ponte dove possono passare mezzi di questa... Sì, no, soprattutto perché da quando siamo qua noi, insomma, ho capito l'importanza, perché per fare dei lavori post Vaia pagavamo praticamente un mezzo particolare che ci costava 250 euro l'ora.
quindi era un costo enorme, quindi tutto è partito per cercare di agevolare appunto la pulizia, ma soprattutto quando ci sono casi come Vaia, speriamo non ci siano mai più, per poter pulire il bosco, perché poi all'occhio del cittadino non è semplice capire come vanno fatti i lavori, quindi è stato molto importante insomma questo intervento, proprio anche per le casse comunali. E per il turismo, Assessore, questo ponte può avere dei benefici? Ma sicuramente, come ha detto il sindaco prima, è uno dei punti di attraversamento per andare verso Magacortoronto, quindi questo ponte, diciamo, permette la fruizione di una grande parte del Nevegal, senza avrebbe spezzato in due una parte di Nevegal, di questo anello a metà tra il piazzale e le creste, quindi credo che quest'opera sia fondamentale per la continua fruizione in estate del colle. Colle di cui avete hanno presentato oggi l'apertura della stagione estiva. Sì, è stato un momento importante, si fa capire alla gente, ai turisti, ai residenti di Belluno che questo colle è il colle amato dai bellunesi e che viene utilizzato anche per l'aspetto turistico. Apriranno gli impianti, noi andremo avanti con i nostri lavori di opere pubbliche del laghetto piuttosto che del piazzale, la sistemazione del piazzale. Questo ponte è un altro elemento importante per dare vivibilità a questo colle splendido che ha una visuale unica al mondo, con 3 siti UNESCO agli occhi, le colline trevigiane, Venezia e le nostre amate Dolomiti. Assessore, chiedo scusa, passo da questa parte. Lei accennava prima alla sua speranza, lei ovviamente se n'è interessato per quello che è successo negli ultimi giorni, la sua speranza è che l'asta della strada statale 51 delle Magna venga tutta attenzionata, perché non c'è solo Croda Marcora, non c'è soltanto Cancia. Ma sì, ma non è una novità, lo dico da tempo. Io credo che, premesso che è una strada statale, quindi la competenza è dello Stato, di ANAS, ma credo che un'analisi di tutta la strada, o quantomeno almeno da Vodo di Cadore fino a Fiammes, sia necessaria per valutare approfonditamente gli aspetti del rischio idrogeologico che sono rilevanti, perché oggi recentemente si sono mosse le 2 frane appena citate, ma abbiamo una serie di colate detritiche incombenti sulla strada anche in altri punti. Credo sia necessario fare una pianificazione approfondita di opere strutturali definitive che possano mettere finalmente in sicurezza quella strada. E allora, per salutarvi vorrei chiedere al collega Stefano Bozzi se possiamo far vedere questo scorcio bellissimo sulla vallata, davvero un'inquadratura meravigliosa. Adesso al turismo, cosa stiamo vedendo da quella parte? Ma da qua vediamo la Certosa di Vedana e il territorio di Sospirolo e del Mas, di Sedico e il Monte del Sole. Insomma. E quindi la Valle del Mis, un altro luogo bellissimo della provincia, con i Cadili e Brenton, insomma tanti posti belli da vedere. Era bello, visto dove siamo, farveli vedere per quello che possiamo da qua, da parte mia, da parte di Stefano Bozzi, da parte degli ospiti. Un arrivederci, grazie per la linea, studio. Grazie molte a Fabio Fioravanti, a Stefano Bozzi e agli ospiti. Ovviamente andiamo a Tessera, nel veneziano, dove c'è la crisi della Superjet. Questa mattina i 110 lavoratori che rischiano di non avere lo stipendio di agosto si sono riuniti in assemblea e presto ci sarà anche una grande manifestazione davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ci dice tutto Filippo Fois. È stata un'assemblea estremamente partecipata, quella dei lavoratori di Superjet, l'azienda che vedete alle mie spalle, che rappresenta un'autentica eccellenza italiana nel campo dell'aeronautica. La Superjet rischia la chiusura e vive una situazione paradossale. Pur essendo un'azienda in salute, non può più andare avanti con la sua attività perché è controllata al 90% da un fondo russo che è stato congelato per le sanzioni che l'Italia ha messo in atto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per quanto paradossale sia questa situazione, nonostante ci sia anche un fondo arabo pronto a rilevare questa attività, la situazione non si sblocca e i sindacati hanno denunciato l'inerzia delle autorità governative nel trovare una soluzione. Come è andata l'assemblea? Che cosa avete deciso?
L'assemblea è un'assemblea partecipata, avevamo diverse istituzioni che hanno voluto dare la loro presenza, ora però serve il loro contributo effettivo, nel senso noi molto probabilmente andremo a Roma sotto il MEF per chiedere che ci siano delle risposte chiare per quanto riguarda questo sito produttivo. Noi qua, non noi, la politica qua sta rinunciando a un progetto industriale che prevederebbe la crescita di Superjet fino a 500 persone, quindi in un territorio che sta lentamente depauperando quello che è anche la manifattura, stiamo rinunciando ad avere un investimento così importante sul territorio. Chiediamo anche a Leonardo di venire al tavolo perché, ripeto, Leonardo è un attore fondamentale, al 10% all'interno di questa società e fino ad oggi Leonardo ha girato la testa dall'altra parte. Noi qua abbiamo un sito produttivo d'eccellenza e il Veneto è stato sempre un po' visto come il fanalino di coda su questi temi. Noi chiediamo a Leonardo che ci sia un impegno concreto per portare qua attività e lavoro per queste famiglie. A Padova in diretta adesso da Federico Fusetti e Federico Cibotto, il nostro operatore, perché è partita la campagna elettorale di Giovanni Manildo del centro-sinistra. Andiamo in diretta. Buongiorno direttore, sì, eccoci qui, siamo in mezzo ai giovani perché questa è la mensa universitaria di Padova, parte da qui la campagna del candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo, sta parlando con gli altri giornalisti, io direi che con Federico Cibotto ci mettiamo qui e intanto sentiamo un po' quello che dice. Di andare ad ascoltare senza mediazioni e proprio in modo propositivo. Il PC una volta andava azienda per azienda, andava fuori dai cancelli delle aziende, lei quando ci va? Incominceremo a farlo un po' alla volta. Quale sarà la prima azienda? Ce ne sono talmente tante che dirne una, potrebbe essere una di queste, ma dirne una poi fai il torto di altre. Lo scopriremo. Da una bisognerà iniziare. Certo, incominciamo e poi non sarà un ordine di priorità perché sono tutte importanti, ma come abbiamo iniziato oggi dall'Università di Padova e andremo all'Università di Vicenza e all'Università di Verona, di Venezia, tutte le università del Veneto, faremo anche gli incontri nelle imprese. Giovanni Manildo. Le proposte le ascolto molto volentieri. Siamo in diretta con il direttore Bacialli, giusto per capire. Saluto, buongiorno direttore. La scelta di Padova, si parte da qui, si parte dai giovani. Università importante, proprio oggi la rettrice Mappelli sulla stampa celebrava giustamente questo risultato bellissimo di essere la migliore università italiana di grandi dimensioni con i suoi 75.000 studenti, quindi è stata una scelta molto azzeccata, poi andremo da tutte le altre università, poi a Padova mi lega anche un affetto molto forte perché mi sono laureato a Padova al BO oltre 30 anni fa, quindi c'è anche un elemento affettivo. Qualcuno dei colleghi le faceva notare che però molti non voteranno in Veneto tra i giovani. Ma la bellezza dei progetti è che si costruiscono non soltanto con la costruzione di chi va a votare, cioè vado a prendere casa per casa il voto e questo sarà fondamentale. Le idee sono importanti, questa sarà una campagna dove le idee, la costruzione di un futuro dovrà essere quanto più concreto possibile e i ragazzi che ho incontrato oggi, il luogo dove sono stati molto fervidi di progetti concreti. E c'è da dire anche che il centrodestra non ha ancora scelto il suo candidato, è contento? Ma io faccio il mio, sempre nella mia vita ho sempre cercato di guardare a me stesso, noto la differenza di un centrodestra che ha occupato i riti liturgici della successione del governatore attuale, è una lotta, una successione di potere vista in questo modo. Noi abbiamo scelto un'altra strada, ho preso il testimone di un lavoro di oltre 1 anno e mezzo, un cantiere delle idee, portatori di interessi che si sono uniti in un progetto molto positivo e vogliamo aumentare questo progetto e questo impatto di una campagna per qualcosa. È un centro-sinistra unito veramente, davvero? Sì, io devo dire che gli stimoli e le sensazioni che ho sono molto molto positive. Direttore, se hai domande, altrimenti ti restituisco la linea. No, si aspetta ancora l'adesione di Azione e Movimento 5 Stelle, cosa ne pensa l'avvocato Manildo? Sì, l'avvocato Manildo, Azione, 5 Stelle aderiranno secondo lei? Beh,
5 Stelle ha già aderito ed abbiamo costruito, diciamo io sono arrivato che il cantiere era già aperto, 1 anno e mezzo di lavoro comune, è salda la coalizione. Ho registrato con grande attenzione e con grande piacere le aperture che sono arrivate da Azione, il tema dei temi concreti, della progettualità di Veneto che abbiamo è assolutamente compatibile, quindi sono confidente che si possa ulteriormente allargare la nostra coalizione. Direttore. Grazie molte, grazie Federico, grazie, buon lavoro al candidato presidente del centro-sinistra, l'avvocato Giovanni Manildo. Ieri fumata nera nel vertice romano del centrodestra, Meloni, Salvini, Tajani e anche Maurizio Lupi hanno parlato, pare poco, delle candidature alle regionali. Tutto è stato rinviato, sembra, al prossimo lunedì, perché ancora non è stata trovata una quadra, però intanto corrono le voci. Vedete il titolo del Corriere del Veneto: il risico del centrodestra, se il ministro degli interni Matteo Piantedosi va in campagna candidato governatore, Zaia diventerebbe ministro e a quel punto il Veneto andrebbe a Fratelli d'Italia. È una delle tante letture di queste ultime ore, e su questo vertice per ora senza risultati del centrodestra sentiamo il servizio di Marta Marangoni. Chi sarà il candidato presidente in Veneto? Io, ha risposto sorridendo ai cronisti Matteo Salvini prima di lasciare la Camera dopo il question time preceduto dal vertice del centrodestra sulle regionali. Dalla risposta ironica del leader della Lega a quella criptica di Antonio Tajani: non abbiamo parlato delle regionali, abbiamo fatto il punto della situazione, è uno dei tanti incontri per coordinare l'attività del governo, ha affermato il segretario di Forza Italia. C'è sintonia, ha assicurato, andiamo avanti fino alla fine della legislatura. Per Fratelli d'Italia, ma prima di entrare a Palazzo Chigi, ha parlato il responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Poi ovviamente, essendoci a breve le regionali, parleranno e continueremo a parlare come parliamo quotidianamente tra noi per individuare i migliori presidenti. Ma chi sia il migliore candidato della coalizione per la presidenza del Veneto rimane ancora un mistero, non solo nel nome ma anche per la forza politica di appartenenza. Per il Carroccio Veneto ottenere il candidato alla presidenza è la linea del Piave. Se l'idea però sia condivisa da Salvini non sembra affatto scontato, anzi, visto che proprio ieri a Venezia, per la presentazione delle medaglie olimpiche di Milano Cortina, riferendosi al vertice odierno, il segretario Salvini ha detto: non imporrò niente a nessuno. Poi l'incontro con Zaia, 5 minuti appena, nel quale si dice il vice premier abbia proposto al governatore una poltrona di ministro. Zaia, che non ha ancora fissato la data del voto né scoperto le carte su un'eventuale lista a suo nome. Tant'è che la quadra tra le forze di maggioranza fosse difficile da trovare, soprattutto per il Veneto, era abbastanza prevedibile. La competizione tra Lega e Fratelli d'Italia è serrata, eppure Forza Italia, con Tosi che rilancia quotidianamente, non sembra intenzionata a mollare l'osso tanto facilmente. Certo, siamo a metà luglio ed il tempo comincia a stringere. E ieri sera ovviamente ne abbiamo parlato a Focus con i nostri ospiti, tra loro c'era anche Leonardo Padrin. Sentiamo come ha commentato l'esito di questo vertice che per ora non è arrivato a una qualche decisione. Sentiamo. Io credo che intanto è bene dirci che cosa manca. Manca quel gusto per la politica nelle elezioni, dove la rappresentanza dei cittadini viene espressa nel migliore dei modi. Cioè, le elezioni regionali, un cittadino sceglie all'interno della lista che ritiene quella che lo rappresenta meglio il candidato che meglio, o la candidata che meglio lo rappresenta, mentre quando vota per le politiche sostanzialmente mette in fila i servitori del segretario nazionale. Questa è la differenza sostanziale, quindi le regionali sono l'espressione più diretta. Tutto però ha un vertice, perché il presidente, il candidato presidente, rappresenta la sintesi della coalizione. Il fatto che oggi ci siano dei tatticismi, a prescindere che purtroppo è difficile individuare chi è, come dire, il mestatore di questi tatticismi,
Però sicuramente si toglie alla politica un aspetto di partecipazione molto importante. Il centro-sinistra mi sembra abbia fatto una scelta e secondo me questa scelta deve esprimerla anche il centrodestra, anche se il centro-sinistra ha scelto in Veneto ma non ha completato il quadro delle candidature nel resto delle regioni. Leonardo Padrin ieri sera a Focus. Ieri sera a Focus abbiamo tolto la bandiera del Veneto, che solitamente la sera appesa al leggio. Abbiamo tolto anche il leone di Venezia, il leone di San Marco, perché succede sempre prima di ogni elezione. Non è una scelta nostra, perché noi terremo la bandiera dell'autonomia, l'abbiamo tenuta per 8 anni, ma l'abbiamo sempre tolta prima delle consultazioni, non per qualche problema che ci riguarda, ma perché dobbiamo rispettare le regole, e le regole dicono che durante la campagna elettorale, nei talk televisivi delle televisioni private ma anche di quelle nazionali, non possono essere esposte bandiere, simboli di partito, simboli che possano in qualche modo essere ricondotti ad una delle parti in campo. E quindi è una decisione che non prendiamo noi, ma che prendono l'Agcom, che prendono il Corecom, e la legge ministeriale prevede questa assenza di simboli e di bandiere. Ovviamente dopo le elezioni, come è già avvenuto altre volte, ricomparirà sul leggio la bandiera del Veneto, sull'autonomia e il leone di San Marco. A questo punto andiamo in pubblicità con i nostri registi Renato Capoia ed Edoardo Paris. State con noi, a tra poco. Ancora la cronaca politica. L'attore Luca Zingaretti, cioè il commissario Montalbano, interprete di tante fiction televisive, di tanti film, si è scagliato contro il ministro di origini padovane Adolfo Urso e la moglie. Tutto nasce da quello che è accaduto all'aeroporto di Fiumicino, perché la moglie del ministro Urso sarebbe passata davanti a tutti gli altri passeggeri con la scorta. Vediamo. Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire, ho assistito a una scena veramente. C'era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti, con la scorta che gli ha fatto prego, prego. A scatenare la polemica è stato l'attore Luca Zingaretti sui social, un vero e proprio attacco frontale al ministro Adolfo Urso, nato 68 anni fa a Padova ed eletto parlamentare più volte proprio nella città del Santo. Al ministro, ma soprattutto alla moglie, accusata da Zingaretti di aver approfittato della sua posizione per saltare la fila al check-in dell'aeroporto romano di Fiumicino, incoraggiata dagli agenti della scorta. Allora mi dico, non vi vergognate. Ma non vi vergognate, manco quando è in vacanza. Vergognate. La risposta non si è fatta attendere dopo che il quotidiano nazionale La Repubblica ha rilanciato la vicenda e contattato il ministro, che prima ha affermato di aver accompagnato la moglie al check-in, di essere rimasto a lungo al telefono e di averla salutata senza accorgersi di comportamenti scorretti. Poi, mentre la polemica attorno alla vicenda cresceva, il ministro ha scritto a Repubblica spiegando che è la scorta a decidere quali comportamenti adottare e rivelando un particolare riservato. Alcuni mesi fa la moglie aveva ricevuto una lettera di minacce accompagnata da proiettili giunta al ministero per indurre Adolfo Urso a modificare il suo comportamento in relazione alle attività istituzionali sulla vicenda del Golden Power. Da qui la necessità di proteggere la signora, una vicenda che sicuramente non finirà qui, tra scorte, minacce, accuse di prepotenza e indignazione dei cittadini. Il fatto che sia stato un attore famoso come Zingaretti a sollevare il caso, poi, per di più sui social, ha avuto un effetto esplosivo.
È inevitabile l'effetto esplosivo in queste circostanze, il servizio di Federico Fusetti. Andiamo a Venezia non per novità sull'inchiesta Palude, ma sulla questione delle case. Dopo le proteste degli inquilini, il Comune assicura risorse per attuare il piano che riguarda gli appartamenti di via Rinascita e di via Oroboni a Mestre. 150.000 euro per la riqualificazione degli alloggi Insula in via Rinascita a Marghera e 1.500.000 euro provenienti dal Pommetro per riqualificare 25 appartamenti del complesso popolare. È il progetto di intervento comunicato dall'assessore Venturini dopo il sopralluogo nei giorni scorsi nei condomini del Rione, in cui ha incontrato anche i cittadini. Interventi che vanno da sistemazione delle parti esterne, ai serramenti, ai portoncini d'ingresso, ai citofoni, a tutto quello che può riguardare anche le trombe delle scale e appunto le aree comuni. Inoltre, entro ottobre partiranno cantieri in 25 appartamenti di via della Rinascita, oggi sfitti, in alcuni casi da alcuni decenni, che saranno recuperati completamente per poi essere assegnati a famiglie bisognose. Pensate che alcuni di questi appartamenti avevano ancora le stufe a cherosene e non l'impianto di riscaldamento moderno, e quindi un lavoro importante, costoso, impegnativo. 1,5 milioni è lo stanziamento per questi 25 appartamenti, che si aggiungono ai 3 milioni che abbiamo investito per realizzare un nuovo quartiere in via del Lavoratore. Un progetto ambizioso che però, secondo la consigliera di opposizione e segretaria DEM Monica Sambo, arriva tardi dopo anni di abbandono, dice. Questa è una situazione che si è creata dal mancato investimento di questi 10 anni. Pensiamo che questa amministrazione non reinvestiva nemmeno i soldi che provenivano dagli affitti degli inquilini per la manutenzione appunto delle case stesse. È inaccettabile ed è vergognoso che adesso l'assessore dichiari di risolvere il problema quando è la sua politica, sono le scelte di questa giunta che hanno creato il problema stesso, un problema di degrado, di incuria e di mancanza di abitazioni pubbliche. Da Marghera restiamo a Venezia con una petizione di 600 firme per un cambio di passo nella gestione del verde pubblico, una petizione che è stata consegnata in Consiglio Comunale. Oggi abbiamo consegnato una petizione che chiede che gli alberi che vogliono abbattere vengano prima monitorati e fatto in modo che vengano curati e non l'abbattimento diretto. E addirittura una doppia petizione sottoscritta complessivamente da 800 residenti, quella che chiede un cambio di passo alla gestione del verde pubblico in Comune di Venezia, perché alle 600 firme appena depositate in Consiglio Comunale se ne aggiungono altre 200 già indirizzate al sindaco, senza contare le 2225 raccolte via internet. Queste firme le abbiamo raccolte in pochissimi giorni e abbiamo dovuto mettere uno stop perché la gente continuava a voler firmare, ma noi volevamo portare prima delle vacanze estive. Il 2 giugno la caduta del leccio di Piazzale Roma ha provocato una dozzina di feriti, ma forse è stato dopo il crollo di una robinia avvenuto la notte del 6 giugno in Viale Pantuallido che in tutto il comune, dalla laguna alla terraferma, è stata disposta una serie di abbattimenti giudicata affrettata dai suoi detrattori. Il dato politico è una prova di forza che vuole fare l'amministrazione contro i cittadini e una prova di forza che va a coprire un'oscura nube su quello che è il fatto dominante principale, che è il primo albero caduto a Piazzale Roma, e su quello per cui la responsabilità non è di nessuno, l'assessore no, dirigenti no. In questa vicenda i 4 platani di Campo Sant'Agnese a Dorso Duro rappresentano la linea del Piave. Col sostegno anche di associazioni ambientaliste di Mestre come Amico Albero, un comitato nato ad hoc è riuscito a sospendere gli abbattimenti e nominare un perito. Abbiamo individuato il dottor Daniele Zanzi, ha mandato una lettera all'assessore e al direttore del settore verde pubblico chiedendo espressamente di avere un'autorizzazione espressa, ufficiale, per poter condurre le indagini e fare quello che lui definisce un consulto, possibilmente anche con gli altri tecnici che sono intervenuti. C'è un piano per le piantumazioni, le nuove piantumazioni in comune?
dovrebbe esserci, come dovrebbe esserci l'Atlante degli alberi. È importante che la città, e non solo nei parchi, nei boschi di Mestre, alla città venga reso gli alberi che sono stati tolti. Altra cosa importantissima che chiediamo è una corretta cura e manutenzione del verde, perché ci sembra che in tante occasioni così non sia. Servizio di Filippo Fois, vediamo i danni ingenti per svariati milioni di euro che sono stati subiti da alcune imprese a Susegana quando la notte del 7 luglio è esondato il Crevada. Oggi il sindaco Gianni Montesel ha chiesto che la Regione si occupi della vicenda. Ho detto a loro che c'era questa necessità, ho chiesto salvateci. Questa amministrazione regionale ha dimostrato di avere la capacità di programmazione per intervenire su queste cose. Dunque è tempo che adesso anche l'Alta Marca abbia certe risposte, insomma dobbiamo prendere in mano una situazione. Va dritto al punto il sindaco di Susegana, Gianni Montesel, che dopo la devastante bomba d'acqua che ha fatto esondare il Crevada una decina di giorni fa, ha preso in mano la situazione chiedendo l'aiuto della Regione e predisponendo anche un nuovo piano di protezione acqua a livello comunale. Quel piccolo piano per la protezione delle acque, come si dice, è un piano che costerà al Comune 10 milioni di euro. E se servono le casse di espansione per rallentare i flussi, per ingabbiare i flussi, pensiamoci, ma facciamo questi investimenti, insomma. Intanto monta tra gli imprenditori la rabbia per i danni subiti, dato che già nel 2018 si era verificato un episodio analogo che però non aveva portato a nulla, anzi. Quello che mi rammarica di più cos'è? Che nel 2018 Zaia, il nostro governatore Zaia, aveva attivato la calamità naturale. Cosa succede? Ha attivato la calamità naturale quando abbiamo dato tutta la documentazione per risarcimento dei danni, ha ritirato la calamità naturale nel 2018. Queste sono le immagini che abbiamo fatto, che c'è davanti al capannone. Guardi che roba. Guardi come siamo messi davanti al nostro capannone, 70 cm di acqua. Se si può andare avanti così, Zaia, io una cosa del genere nella mia vita non l'ho mai vista. È stata ripetuta dal 2018, nel 2025 siamo ancora punto a capo. Noi purtroppo rischiamo di chiudere l'attività. La questione è anche assicurativa. Qualcuna riparerà i danni, qualcuna non lo farà e soprattutto è sul lungo termine. Tutto sommato limitati e fortunatamente noi abbiamo una copertura assicurativa che spero interverrà, insomma, e ci ristorerà di tutti i danni che abbiamo subito. Il tema è un po' quello di che cosa succede in futuro, perché effettivamente vivere con la spada di Damocle che a luglio dell'anno prossimo il Crevada esca un'altra volta effettivamente limita anche l'impegno di un imprenditore che può decidere di investire o non investire. Se ha questo tipo di dubbio probabilmente qualche pensiero in più se lo fa. Io ho 2 assicurazioni, neanche una vuole coprire l'alluvione perché sanno che Crevada è a rischio. Tutto qua. Servizio di Elena Dal Forno, vediamo altri titoli dal Corriere del Veneto, la storia di una donna che ha donato il rene al marito e ha scoperto di avere un tumore, ci siamo salvati a vicenda. Il Comune di Vicenza triplica la multa per i negozi abbandonati, le vetrine vanno coperte con pannelli entro 15 giorni e qui siamo alla desertificazione dei centri storici. La storia del parroco che vende la chiesa ad un privato a Treviso, il via libera del vescovo, devo pagare i debiti. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, vediamo le novità sulla frana di San Vito in Cadore. Gli interventi in emergenza non bastano più, bisogna provvedere a soluzioni alternative per la viabilità sulla 51 di Alemagna. Ieri c'è stata un'altra riunione in prefettura.
L'esercito a controllare il rispetto dei divieti imposti al transito sulla statale 51 in orario notturno almeno per altri 10 giorni, tanto è il tempo stimato per la riapertura della strada che continua a rimanere sotto stretta sorveglianza. La richiesta è stata portata al tavolo della prefettura, dove la presenza degli uomini in divisa aveva fatto pensare anche ad un giro di vite nei confronti dei furbetti che ignorano a pie pari l'ordinanza dell'ANAS. Esercito dunque in campo per la sicurezza, ma anche a disposizione per il trasporto dei pendolari, nei confronti dei quali più voci si sono alzate in questi giorni. I sindacati hanno fatto la loro parte. Confindustria ha sfoderato l'artiglieria pesante per tutelare lavoratori e imprese. Serve fare di più, ha tuonato la presidente Loren Berton alla guida del gruppo tecnico Grandi Eventi di Confindustria Nazionale. Una strigliata in piena regola per la messa in sicurezza della strada che deve diventare priorità nazionale. Sul punto ha parlato a Venezia anche il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. Ne ho parlato questa mattina con l'amministratore delegato di ANAS, che rivedrò alla fine di questa settimana. Ci stanno lavorando perché non si può inseguire l'emergenza quotidiana. Ripeto, le Olimpiadi sono fondamentali, però poi è fondamentale la qualità della vita dei cittadini anche a fiacco la spenta, quindi mi sto occupando di questo. Un impegno importante, mentre la situazione all'altezza di Dogana Vecchia resta d'emergenza. Dal Marcora il materiale instabile incombe, la stima è che si tratti di un quantitativo enorme, almeno 100.000 metri cubi di detriti pronti ad essere trascinati a valle dall'acqua che li sospinge. Gianpietro Ghedina, ex sindaco di Cortina, affida ai social la sua richiesta all'amministrazione guidata da Gianluca Lorenzi. Cortina sia capofila per trovare soluzioni nel breve, nel medio e nel lungo periodo, scrive, auspicando che il Comune concorra alle risorse per la realizzazione di un viadotto galleria fra San Vito e Cortina non più rinviabile, stralciando, testuale, l'inutile e impattante lotto 1 della nuova viabilità, la riva a Pollonio da 50 milioni di euro. Lo scandalo urbanistico a Milano con l'inchiesta della Procura, la richiesta anche di arresti di famosi architetti e di urbanisti, lo stesso assessore del Comune di Milano e il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sul Gazzettino, vediamo la prima pagina, inchiesta sull'urbanistica a Milano, stupito dal silenzio di chi appendeva le nostre foto a muri ed alberi. Beppe Sala indagato, è spuntato anche il suo nome, e poi Manfredi Catella ha chiesto l'arresto per il proprietario dell'Hotel de Ben, l'inchiesta shock, ne abbiamo parlato prima quando eravamo all'inizio del notiziario. A margine poi della presentazione dei lavori di rifacimento delle sponde dei canali lungo Viale Vittorio Veneto, e qui siamo nel Trevigiano, è intervenuto il sindaco Mario Conte, siamo a Treviso, annunciando che il prossimo passo sarà l'eliminazione della tanto contestata ciclabile Gentilini. L'ha sempre considerato una macchia nella sua carriera di sindaco. Giancarlo Gentilini, da primo cittadino di Treviso, l'aveva sempre difesa, ma negli ultimi anni diceva che era stato un errore di gioventù amministrativa. È la pista ciclabile sopraelevata di Viale Vittorio Veneto, che diventerà un nuovo cantiere non appena sarà ultimato quello attuale sui canali. Una pista ciclabile che non ha mai convinto per come è stata fatta, con lo scalino, quindi è poco sicura, poco utilizzata di conseguenza, e quindi approfitteremo di questo grande intervento di riqualificazione di Viale Vittorio Veneto per recuperare anche 2 piste ciclabili monodirezionali. I soldi erano arrivati oltre 30 anni fa grazie ad un bando che stava scadendo e che il Comune di Treviso aveva preso al volo. Forse la fretta nella progettazione o i tempi stretti della realizzazione hanno prodotto disagi e proteste che ora cesseranno, perché dove oggi si recupera sponda ci sarà spazio per un'altra pista verso il centro, mentre l'altra, eliminando lo scalino e riducendo il sedime, sarà la ciclabile verso la periferia. Ma attenzione, non ciclopedonale, perché ai pedoni verranno totalmente restituiti i passeggi. È un'opera sentita, la sensibilità nei confronti dei ciclisti per noi è prioritaria, è sempre più forte, e quindi vogliamo riconsegnare questo viale con una nuova veste, con 2 piste ciclabili completamente rifatte e sicure, con le sponde dei canali rifatti, con una nuova illuminazione. Stasera Focus alle 21:15, ovviamente parleremo di regionali ma anche d'altro. Gli ospiti: Guido Bertolazzi, Leopoldo Bottero, Luigi Calesso, Gian Antonio Darè, Gianluca Forcolin, Annalisa Nalin,
Giacomo Nilandi, Giuseppe Paolin e Cristian Zara. Non vedrete la bandiera del Veneto, come sempre, appesa al leggio, non ci sarà neanche il leone, perché dobbiamo rispettare, vi dicevo, le regole, ma anche per sottrarci a quei sospetti, a quei dubbi, ma siete di una parte, siete dell'altra. No, noi non siamo di nessun partito, siamo una televisione libera, diamo spazio a tutti, e quindi anche per non prestarci a critiche piuttosto avulse, piuttosto stravaganti, che spesso vengono rivolte a chi fa informazione. Grazie ovviamente ai nostri registi, Renato Capoi e Edoardo Paris. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.